Buongiorno a tutti, sono Riccardo dello studio De Faveri, sono un tecnico e mi occupo principalmente della progettazione digitale di tutte le protesi che vengono fatte in studio. Quindi oggi andremo a vedere come si realizza un intarsio in digitale, in chairside. Il paziente è venuto da noi per fare un intarsio, lo facciamo in diretta e vi mostro passo per passo come si costruisce. Allora, possiamo iniziare nella progettazione dell'intarsio, di un intarsio di un 26. Allora, intanto si inizia mettendo tutti i dati del paziente, ci si sposta a destra su questa schermata qua, si seleziona l'ente dove si dovrà progettare l'intarsio, che è un 26, si va su intarsio anatomico, si sceglie il materiale, in questo caso è una ceramica ibrida, i parametri si lasciano questi, che erano già impostati, e a me va bene così, e si dà ok. Gli altri due denti sono denti adiacenti, quindi di fianco al lente da progettare, e l'antagonista. A questo punto si passa nel disegno vero e proprio, quindi andiamo in CAD. Si inseriranno ovviamente i file STL delle impronte che avete ricevuto dal medico. Lui a questo punto chiederà quale arcata aprire, quindi lui vuole l'arcata superiore e si andrà a scegliere l'arcata superiore. L'antagonista, cioè l'arcata inferiore, doppio clic e si inseriscono le arcate. Ok, questa è la nostra impronta, la si mette in posizione. Qua vi chiede l'orientamento del progetto, ovviamente rosso no, quindi lo si mette dritta, si clicca avanti, adesso lui le metterà in masticazione e qua potrete notare i vari punti dove ci sono precontatti che andremo ovviamente a togliere. Quindi con questo pulsantino chiudi foro si andranno a chiudere delle piccole imperfezioni dell'impronta, quindi lo faccio sempre, e premendo avanti lui ti chiederà se togliere o meno le intrusioni, cioè i precontatti, quindi andiamo a toglierle. Bene, a questo punto bisogna disegnare la linea di preparazione. Abbiamo due metodi, o a mano libera in base a quello che si vede, oppure trovandolo in automatico. Allora, in questo caso, essendo così preparato, è difficile che il programma trovi la linea in automatico, quindi andiamo a disegnarla. Togliamo via la calamita. La calamita è praticamente il programma ti aiuta a mettere la linea in base a quanto sporge, quindi lui te la mette in automatico, però a volte non è così preciso. Se tu la togli invece la vai proprio a disegnare te. Noi andiamo a disegnarla. Disegniamo tutta la linea. Allora qua va giù, qua non si capisce bene perché ovviamente l'impronta non è stata letta benissimo dalla telecamera, però non importa, noi andiamo dritti, doppio clic e abbiamo la nostra linea. Volendo si può anche sistemare spostando questi pallini, però direi che così va più che bene, magari qua un po' più largo. Bene, una volta disegnata, avanti, e
verremo portati alla direzione di inserzione, cioè all'inserimento dell'intarsio in bocca. Anche qua naturalmente si sceglierà un'inserzione adeguata in base anche ai sottosquadri presenti. Ovviamente vengono gestiti dal programma, nel senso che ve li fa vedere colorati. Giallo, arancione e rosso vuol dire che sono sottosquadri. Noi mettiamo impronta in centro, premiamo fissa vista come asse di inserzione, che anche se fosse storta così, premendo questo pulsante te la metterà in base alla tua vista. Andiamo avanti. Allora, la parte interna dell'intarsio è praticamente il cemento e quanto gap lasciare. In questo caso, essendo un intarsio, io lascio un 0,3 di gap esterno, cioè io voglio solamente che ci sia questo bordino qua che mi va a toccare senza cemento, una specie di stop. Il cemento lo lasciamo a 0,08, avanti anche qua. Qua non si fa niente, se dobbiamo copiare un dente si può usare copia o specchia, se dall'altro lato è un bel dente, se lo vuoi copiare, altrimenti non si fa niente, si va avanti e il programma ti sceglie lui una forma generica, riconosce il linguale, il palatale dal vestibolare, quindi ti mette il dente in questa posizione. Volendo, con questa tendina, prendo questa tendina, abbiamo un sacco di forme che si possono scegliere. In questo caso vado a scegliere un'alternative perché è quella un po' meno cuspidata rispetto all'altra, quella che si adatta meglio anche in questo caso, e già da qua possiamo iniziare a progettare, a modellare il nostro dente, a sistemarlo nelle varie posizioni. Quindi arrivati a questo punto, una volta messa la posizione anche con l'antagonista, magari non facendolo così toccare così tanto, magari un po' meno, spostandolo in giù, in avanti, volendo possiamo anche, premendo shift sulla tastiera, possiamo anche ingrandirlo o diminuirlo, oppure premendo CTRL e shift possiamo anche allungarlo nella direzione che vogliamo, senza ingrandirlo tutto. Bene, ok, direi che come posizione ci può stare. Controlliamo anche con l'antagonista quanto in fuori siamo, qua magari si può anche un po' piegare come gli altri denti. Ok. Allora, più fate bene questa parte qua e meno dovete sistemarla dopo. Quindi direi che così ci siamo. Bene, avanti, e lui adatterà ovviamente l'intarsio alla preparazione. Come potete vedere non ha cambiato tantissimo la forma, perché l'avevo già sistemato prima, basta solo sistemare questi punti qua con questi strumenti che servono per spostare parti dell'intarsio, oppure a mano libera che puoi aggiungere, rimuovere o lisciare. Allora, prima di solito io inizio con questo quadro di strumenti qua, in modo da spostare parti più grandi. Allora, vediamo che qua manca un po' il punto di contatto, quindi si può anche aggiungere. Andiamo magari con parti del lente. Allora, facendo parti del dente, noi andiamo a riempire varie zone dove serve. Possiamo tirarlo, allungarlo e volendo possiamo anche avere delle restrizioni di movimento, nel senso che possiamo alzarlo, abbassarlo, possiamo spostarlo a destra e a sinistra, oppure possiamo bloccarlo solo in occlusale
bloccandolo sull'occlusale andrà solo su o solo giù. Quindi andiamo ad abbassarlo in questi punti dove serve o alzarlo in questo caso. Se volete una cosa molto più precisa potete anche lavorare sulle increste occlusali andando sul colore questo centrale e pian pianino si abbassa solo in questi punti qua senza abbassare grandi zone. Bene, una volta fatto questo passaggio passiamo a abbassare anche questo un altro po', tanto arriviamo al livello dell'altro dente. Si controlla se c'è qualcos'altro da sistemare, magari, ecco, vediamo qua che questa cuspide è andata un po' più giù rispetto a questa, quindi lo facciamo. Andiamo su cuspidi, sempre sull'occlusale e tiriamo giù un po' la cuspidina questa magari la tiriamo leggermente su. Qua possiamo tirare giù un pochino anche il centro, così abbiamo meno taglio. Bene, attiviamo le distanze, nel senso che con questo ovviamente vedrete i precontatti con l'antagonista, con questo vediamo i contatti del dente adiacente. Quindi lo attiviamo, togliamo via il modello e vediamo che qua tocca con il dente adiacente. In questo caso si va su free, si aggiunge in modo da fare una superficie più uniforme, si liscia, il più possibile. Allora adesso se vedete queste zone rosse non spaventatevi perché sono gli spessori minimi di sicurezza, quindi anche se voi li tirate fuori in automatico il computer quando vedrete la schermata successiva ve li toglie, quindi non vi spaventate. Aggiungete un pochino adesso. Bene, una volta lisciato punti di contatto, occlusione, magari con questo pennellino piccolino se volete sistemare un pochino la forma potete, magari se volete fare qualche altro solchetto, qualche cresta in più, se volete aggiungerla potete farlo. Ok, arrivati a questo punto, una volta che avete disegnato, progettato tutto, andando su adatta avremo due selezioni, occlusale e prossimale. Bene, occlusale è l'occlusione e prossimale sono i punti di contatto. Abbiamo due opzioni. La prima, taglia intersezioni, adatta mantenendo la forma. Taglia intersezioni vengono tagliate direttamente. Invece adatta mantenendo la forma, ti mantiene la forma, però verrà un po' modificata, diciamo, l'estetica finale. Vedete che adatta mantenendo la forma, lui lo abbassa un pochino, però non viene rovinato dal lato occlusale. Viene anche un po' ruotato, sembrerebbe. Sì, tipo un po' ruotato. Qua scegliete voi cosa volete, cioè non cambia niente in realtà. Qua vengono tagliate e qua vengono adattate. Di solito vado su taglia intersezioni se vedo denti di fianco che sono un po' tipo usurati, così mi fa delle faccettine di usura tipo questa, così è anche un po' più estetico. Questa è un po' a discrezione del tecnico. Ok,
quanto riguarda invece i punti di contatto, andando sul prossimale, anche qua abbiamo sempre taglia o adatta mantenendo la forma del lente. E lui cosa fa? Adatta mantenendo la forma del lente, ti sposta il dente in modo che non venga rovinato. Però io preferisco con taglia intersezioni, in modo che lui mi taglia esattamente dove c'è l'intersezione senza modificarmi la forma. Infatti mi fa questa specie di nicchiettina che poi andrò con il free a lisciare e a ritagliare. In questo modo sono sicuro che a questo punto di contatto il lente va a toccare. Quindi abbiamo il punto di contatto. Questo non me lo va a togliere per il semplice fatto che siamo sul bordo di preparazione, quindi lui per sicurezza non me lo toglie e resterà qua e sarà un precontatto che andrà a togliere il dottore dopo quando avrà cementato l'intarsio. Bene, arrivati a questo punto il nostro intarsio è fatto, non ci resta altro che mandare avanti e lui in automatico te lo unisce al file di disegno, quindi farà un file unico pronto ad essere fresato. Qua si può prendere e salvare il file e fresarlo in qualsiasi materiale vogliate. Bene, allora per oggi è tutto, ci vedremo presto per un altro video e per qualsiasi esigenza vi lascio i contatti in descrizione.